Carissimi amici, benvenuti all'interno di questa serie di clip che descrivono la nostra flora siciliana e in particolar modo oggi vi mostrerò una pianta, direi, comune negli incolti siciliani e direi abbastanza frequente in Sicilia. Per la precisione mi riferisco a Muscari comosum, ossia il volgarmente chiamato lampascione. Osservate il lampascione in tutta la sua bellezza, in tutto il suo splendore. È facilmente identificabile perché ha la caratteristica di produrre due tipologie di fiori differenti. Un primo gruppo di fiori, tutti rivolti verso l'alto, sono sterili e hanno questa particolare colorazione violacea e intensa. Il secondo gruppo, localizzati alla base, sono invece localizzati naturalmente in posizione eretta, con questi peduncoli di circa 1 centimetro, sono quelli fertili ed è proprio qui che avviene l'impollinazione da parte di bombilidi, dei ditteri che hanno la caratteristica di avere un becco più o meno allungato che penetra perfettamente all'interno di questo forellino che si viene a creare all'interno della struttura fiorale. È una specie che produce alla base delle foglie ampie, larghe circa 2-3 cm e produce alla base un bulbo perfettamente rotondo di circa 3 cm. La parte che viene utilizzata, e quindi la parte commestibile, è proprio il bulbo, ma prima della preparazione occorre una serie di procedimenti perché deve stare a mollo per circa 3 giorni perché è estremamente amaro, quindi eliminare l'acqua di macerazione, dopodiché viene sbollentato in acqua e aceto e poi viene inserito in dei barattoli con olio e poi tutta una serie di aromi. Naturalmente queste ricette le trovate tranquillamente su internet. È una specie comunque frequente, come dicevamo prima, e quindi comunissima in Sicilia, ma particolarmente apprezzato comunque in altre regioni. Da noi effettivamente non c'è la cultura di andarla a raccogliere, insomma di andarla a consumare. Noi siciliani preferiamo altro. Buona giornata, ci vediamo alla prossima.